Allora, eccoci qua in diretta live come sempre. Siamo in live in compagnia del sottoscritto. Diamo il buon pomeriggio a tutti quelli che mi seguono abitualmente con questa live. Allora, munitevi sempre di carta e penna, così dirò il mio numero durante la live e potete tranquillamente chiamarmi in diretta live. In mia compagnia fino alle ore all'incirca 17, ok? Allora, vediamo chi desidera parlare con il sottoscritto. Allora, il numero di telefono è 345 630 81 72 per chi desidera parlare con me. Ogni giorno, sempre a quest'ora, dalle ore 16 più o meno fino alle ore 17 all'incirca. Salutiamo il pubblico di YouTube che mi segue da YouTube in questo momento, perché siamo in contemporaneo con YouTube, con Facebook e con TikTok. Quindi un abbraccio particolarmente a tutti quelli che mi seguono da TikTok. Per parlare con me bisogna solo ed esclusivamente telefonare al numero 345 630 81 72. Per avere una consulenza in privato bisogna fissare appuntamenti tramite WhatsApp, sempre allo stesso numero, ok? Quindi se volete una consulenza in privato, poi fissate i vostri appuntamenti. Pronto? Allora, dovete, prima di chiamarmi, dovete abbassare il volume del telefonino o usare la cuffietta, ok? Se no non è possibile parlare con me. Non riusciamo a comunicare. Pronto? Pronto, buongiorno. Salve signora. Buongiorno. Potrei chiedere una cosa, per favore? Sì, come no, prego. Volevo chiedere di mail il mio amore, come andrà? Se troverò qualcuno oppure no. Ah, quindi vuoi sapere se trovi la persona ideale, giusto? Sì, la persona giusta per me. Mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Grazie. Allora, sono Nadia, sono nata il 10/3/98 e sono del segno pesci. Ok. Allora, Nadia, da questo momento in poi non incrociare né gambe né braccia, fermami quando vuoi. Stop. Ok.
Ok, allora farai una conoscenza Sì? di una persona speciale dove nascerà un bellissimo legame fatto di fortuna e sentimenti, con successo. Quindi incontrerai questa persona tutto il mese entrante. Quindi mese di aprile? Eh? Maggio. Mese di aprile? No, il mese entrante è il mese di maggio. Ah, ok. Ok? Ok. Auguroni, Grazie mille, buona giornata. arrivederci. Arrivederci. Allora, 345 630 81 72 per coloro che vogliono parlare con me. Pronto? Ah, pronto, buonasera. Deve abbassare il volume del telefonino, se no non possiamo parlare. Sì, ok, l'ho abbassato. Ecco qua, mi dica. Buonasera. Buonasera. Io voglio vedere se avrò un po' di fortuna. Da dove stai chiamando? Sto chiamando da Venezia. Bellissima. Sì. Ci sono stato il mese scorso. Ah, ho capito. Allora, quanti anni c'hai? Che segno sei? Capricorno e ho 56 anni. Vediamo. Grazie. Prego. Da questo momento mi fermi quando lo desidera, grazie. Sì, sì. Ferma. Ok. Allora, per quanto riguarda la fortuna, in generale è un po' lenta da 5 mesi a questo andare avanti. Sì. Però vedo anche un progetto che vorresti realizzare, o Sì. meglio, veder realizzato, e questo progetto si realizzerà con successo, perché mi esce, le faccio vedere, mi esce la ruota della fortuna con un accordo con persone che appartengono alla parentela, così via, che avrai finalmente raggiunto il tuo obiettivo. Va bene. Ok? Grazie mille, buona serata. Buona serata a te, grazie. Grazie. Salutiamo la città di Venezia. Salutiamo l'amico Francesco Magro che dice buon sabato pomeriggio caro maestro. Grazie Francesco. Pronto? Buonasera. Buonasera. Prego. Sapere su Vincenzo se mi telefonerà. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Io sono un leone e ho 44 anni. Lui Scorpione 51. Da dove stai chiamando tu? Avellino. Avellino. Vediamo se Vincenzo ti chiama. Fermami quando vuoi da questo momento in poi, grazie. Ferma.
Pronto? Sì, sto qua, un attimo solo. Allora, si farà sentire, ma nulla cambia la sua testa, il suo farsi sentire solo così, tanto per, ma non vedo un riscontro positivo come tu vorresti. In realtà questa persona è solo una perdita di tempo. Ho capito. Ok? Va bene, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Allora, le linee ritornano libere. 345 630 81 72. Vi ricordo che ricevo da vicino in provincia di Caserta e mi reco a domicilio in tutto Europa. Salutiamo l'amica dei cuoricini. Pronto? Salve, buonasera. Buonasera. Sono Anna Maria. Sì. Vorrei sapere Giuseppe nei miei confronti. Io ho 51 anni, sono cancro e lui è pesci. Da dove chiami? Brindisi. Allora, fermami quando vuoi. Stop. Ok. Allora, vediamo un po'. Questa persona accompare e scompare. Come mai? Perché lo vedo che bello e buono magari si fa sentire e via via, bello e buono scompare, non sai più che fine ha fatto. Sì, giusto. È vero? Sì, sì. Allora, è una persona che non è intenzionato ad impegnarsi più di tanto. Ok. Il suo modo di agire è quello di dominatore. È come i bambini, se non gli dai il giocattolino, lui scompare. Ok. E quindi è il suo modo di volare da fiore, da un fiore all'altro. Quindi è una persona, volgarmente parlando, un donnaiolo. Ok. Sono stato chiaro, signora? Benissimo, chiarissimo. La ringrazio. Di niente, arrivederci. Arrivederci. Io dico le cose come stanno. Che poi volete salvare l'unione, volete legare a voi una persona, posso aiutarvi, come no? Ognuno della propria vita ne fa ciò che vuole, per carità. Allora, linee libere per chi desidera parlare col maestro Cleo, qui presente, 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Allora, fate tap sul monitor per far aumentare i mi piaci. Come vedete non vi cerco donazioni, non cerco niente.
è una live del tutto gratuita, però cercate di collaborare passandovi la mano per la coscienza, quindi mettete il seguo e fate tap tap. Dovete abbassare il volume del telefonino prima di chiamarmi, se no sarò costretto a chiudere la comunicazione. Abbassate il volume del telefonino prima che chiamate, se no rimbomba tutto, non si riesce a comunicare. 345 630 81 72. Se potete, condividete questa live con i vostri amici, mettete il mi piace, tap tap sul monitor, tutti insieme, tutti uniti, collaboriamo. Pronto? 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 Sì? Niente, no. Vende carte, chiede lui, non so. No, io vendi i carciofi qua, sto a vendere i carciofi, ha sbagliato numero. Occhio, vabbè. Arrivederci, arrivederci, io vendi i carciofi. Povera Italia. Povera Italia, chiamate al primo che vedete, non sapete nemmeno chi sono io, chiamate, tanto per, pronto? Ciao, buongiorno. Patrizia, sto in live, se mi puoi chiamare in serata, grazie. Va bene. Grazie, buonasera. Quindi dovete, prima di chiamare, guardate bene chi sono, chi non sono, pronto? Siete quello che fa le carte? No, sono quello che vende i carciofi. Ai ai ai. Hai ragione, Francesco. Lo dico sempre pure io, che il Covid ha fatto diventare pazze le persone. Ottima osservazione, Francesco. Questo lo dico sempre pure io. Vedi che la gente non c'ha più un sorriso sulle labbra, non riesce più a ragionare, non riesce più a guardarti negli occhi, non riesce più a connettere, cioè vive tanto per. Quindi è vergognoso, guarda, è vergognoso. È vergognoso. Mi vergogno di essere un umano, mi vergogno di essere umano, giuro. Non mi trovo più in mezzo a questi pazzi. Allora, per minimo di rispetto, guardate prima chi sono io, guardate, leggete in alto sulla mia testa chi sono io. Poi, se vi fa piacere parlare con me, con tanto di rispetto, pronto, chi è il maestro Cleo, posso chiedervi a disposizione. Sto qui appositamente. Ma non è che voi il primo che vedete, mo chiama, vediamo che mi dice, ma proprio a tipo zapponi, a tipo proprio zapponi, tanto rispetto per chi zappa la terra, ma proprio a tipo zapponi. Allora 345 630 81 72 per chi desidera parlare con il sottoscritto. Chi non desidera parlare con me, col dito fate così sul monitor. A quest'ora stanno tanti di loro con le carte in mano che si mettono lì a spassarvi e a dirvi le cose che volete sentirvi dire. Allora, linee libere. Vediamo. Pronto? Buonasera al maestro Cleo. Sono io, buonasera. Prego. Buonasera. Prego, sì. Volevo farle una domanda, se Prego. possibile. Come no? Volevo chiederle se
cambierà un pochettino, diciamo, il mio stato economico e sentimentale. Sì, sentimentale, c'hai già qualcuno? È un amico, diciamo. Allora, gentilmente mi dici quanti anni c'hai, che segno sei? Allora, io ho 47 anni e sono Sagittario. E lui? E il problema è questo, che io non lo so. E io Qualcosa di- qua- È nato a maggio, il 15 maggio, ma l'anno cosa non posso aiutarti per lui. Se non sappiamo a chi fare le carte, a chi vado a vedere io? A nessuno. Possiamo vedere per la tua fortuna, va bene? va bene, va bene. Fermami quando vuoi da questo momento in poi, grazie. Sì. Stop. Ok. Ok, un attimo. Stai attraversando un periodo molto negativo per quanto riguarda la tua fortuna, perché vedo proprio un blocco, perché mi esce la carta del diavolo, ti faccio vedere. Quando esce questa carta qui, quella del diavolo, sta a significare sempre il dio del male. Quindi che succede? È che il cammino della fortuna è bloccato, è come se ci sia un muro di mezzo. Qualsiasi cosa tendi di fare o vorresti fare, non raggiungi mai l'obiettivo. Infatti. Chiarissimo? Sì. Quindi che succede? Che quando ci sono queste energie negative, io parlo tecnicamente, poi pensate quello che volete, pensatelo a modo vostro, io parlo scientificamente per quanto riguarda le scienze esoteriche. Quando c'è questo muro di mezzo, quando ci sono queste forti energie negative dovuto all'invidia, cattiveria, bestemmie degli altri, questo e quell'altro, succede tutto quello che ti ho detto. Allora a quel punto, per far sì di sconfiggere questo momento negativo, io do sempre per consiglio di recarti da qualcuno per farti fare un programma di purificazione astrale, si chiama così, programma di purificazione astrale, per togliere tutte le negatività che si sono create su di te o in famiglia, quel che sia. Ok? Ho capito. Posso recarmi da lei? Può andare dove vuole, io non glielo dico perché deve venire da me, attenzione. Lei può andare da chi vuole, è libera di fare ciò che vuole. Lei mi ha chiamato per avere una spiegazione logica, un consulto, e io gli ho dato ogni spiegazione in merito. Sì, per quanto riguarda se la voglio chiamare in privato, Il numero è sempre lo stesso, signora. Va bene, va bene. La ringrazio. Arrivederci. Buonasera. Buonasera. Allora, io quando parlo tecnicamente perché sono oltre 40 anni che faccio questa professione e quando parlo tecnicamente, o meglio scientificamente, riguardando le scienze del mondo esoterico. È chiaro, se parlate con un cartaro che vedete qui su TikTok, quello non vi sa dare nessuna spiegazione perché è lì su TikTok per prendere i follower, per prendere i follower. Pronto? Allora, mi dovete chiamare non con TikTok, ma col numero normale, per piacere, se no non possiamo comunicare. Pronto? Pronto?
Pronto? Mi puoi chiamare col numero normale, per piacere? Non posso aiutarla, perché così se chiama qualcuno io a lei non la sento più e sento all'altra persona, capito? No, perché non abbiamo linea qua, che si è rotto un filo, e quindi E, per al- questo con- e allora, e allora se ha bisogno di me mi fisso un appuntamento nel privato e parliamo privatamente, va bene? Ok, grazie mille. Prego signora, arrivederci. Non va bene. Dovete chiamare col numero normale, non con TikTok. Mi dispiace. Allora, in privato, per avere una consulenza in privato riservatamente, il costo è di 30 euro. Ok? Lo dico perché io non ho assolutamente nessuna, cioè sono chiaro nelle mie cose. Chi vuole il mio privato paga e verrà servito. In questa live non dovete pagare niente, è tutto del tutto gratuito, solo a telefono, non accetto comunicazione. Mi dispiace per tutti quelli che vogliono essere accettati. Telephone, solo telefonate. 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72 per chi vuole parlare con me. In mia compagnia fino alle ore 17 su per giù, alle 16:45, alle 16:48 minuti. Siamo lì. Pronto? Sì, salve, buongiorno. Ho fatto il numero giusto per poter parlare con lei? Precisissimo. Perfetto, buongiorno. Salve. Allora, io, se è possibile, vorrei sapere, io sono Sara, nata il 3/11/95. Vorrei sapere di Michele, che è nato il 17/11 del 94, se torna. Allora, da dove mi stai chiamando? Arezzo. Arezzo, bellissimo. Sì, da Arezzo. Allora, mi fermi quando vuole, grazie. Stop. Ok. Da quando è andato via Michele? 2 mesi. Andiamo a vedere le carte che cosa rispondono alla tua domanda. Ho leggermente terrore. Oh, la miseria! È una semplice lettura di carte. Però il problema è che viene fuori poi. Non posso nascondere mica le cose che escono. No, no. Come ad esempio, tu sapevi che esiste un'altra persona? Un'altra donna? No. Hai visto? Allora, ascoltami bene. Sì. Questa persona l'hai visto raffreddarsi un po' alla volta, Sì. dove ti sei fatto spesse volte la solita domanda: ma questo che cavolo gli sta succedendo? Quindi è come se lui si stesse innamorando di te più del normale, e sta cosa come se lo facesse un po' paura. Io ti sto a dire ciò che le carte mi dicono e te lo devo dire. E quindi questa persona si è raffreddata, estraniata. Probabilmente l'avrà fatto paura anche questa situazione che è rimasta incinta di lui. Può essere anche questo. Però attualmente
ti posso dire che si sente con un'altra persona. Sta qua, vedi, io ti devo dire le cose come stanno. Vedi questa carta qui? Sta a indicare proprio questo. Quindi, Ma non può essere la madre? no, non penso che sia la mamma. Però mi esce la notizia sta a indicare che lui si farà vivo per comunicare con te, ma ciò non cambia che possa tornare con te a carattere sentimentale. Probabilmente vi sentirete per quello che avete creato in comune. Quindi c'è un ritorno sentimentale, in poche parole, ho capito bene o Un ritorno sentimentale io non lo vedo. Vedo questa persona chiusa, bloccata, impaurita. però un sentirsi c'è, Sì, se ho capito bene. la notizia ci sta, il sentirsi ci sta. Ciò vuol dire che lui si farà sentire per qualcosa che riguarda la vostra creazione di questo bebè. Ok? Perfetto, grazie mille. Ti abbraccio, buona serata. A te, ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, amici, fate tap 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 sul monitor qui sulla mia fronte. Tap tap tap. Vi sposto? Tutti uniti per aumentare i nostri mi piace. Pronto? Salve maestro. Salve. Salve, volevo farle una domanda, è possibile? E come no? Sì, in realtà volevo fare una domanda per quanto riguarda il lavoro, perché attualmente sono abbastanza bloccata lavorativamente e tra pochi giorni c'ho una causa di lavoro e volevo sapere se si sbloccava un pochino la situazione, Sì. come andava questa causa. Allora, quanti anni c'hai? Che segno sei? Ok, 22 Bilancia, Da dove stai chiamando tu? Napoli. Napoli. Vediamo questa causa di lavoro come andrà. Fermami quando vuoi. Ok. Stop. Ok. Vedo la cosa un po' incarbugliata, carissima amica. La causa lavorativa è un po' incarbugliata, quindi te la vedrai un po' nera, però, oddio, quel che tu è tuo, voglio dire, alla fine la spunterai, però cercheranno sempre, come si dice a Napoli, e tutto a capo sotto. Ovviamente, no, perché in realtà già sono 2 anni che va avanti questa situazione. Quindi occhio agli avvocati. Ah, veramente? Capì? È un pensiero che già so in realtà di dare un po' un'occhiata al mio avvocato. Perciò Capisco. va bene? Va bene, la ringrazio. Arrivederci. Ciao. Allora, 345 630 81 72 per chi desidera parlare col maestro Cleo qui presente. 345 630 81 72.
Pronto? Salve, vorrei fare qualche domanda se è possibile. Come no, prego. Allora, vorrei sapere un po' sul mio matrimonio. Nel senso? Di mio marito, se ritorna con me, perché diciamo sono 2 mesi che sta con un'altra, dopo 20 anni di matrimonio, cioè 20 anni che siamo assieme. Dopo 20 anni c'è la femmina fresca, signor. Vabbè. Vabbè, lo so, però credo tra virgolette che non aveva bisogno, perché sono troppo fresca. Ma ci vuole pure l'uomo più fresca, mica sulla femmina. Ma che là sto bella, la femmina riuscita che te è proprio zero. Signora bella, signor, scusatemi se ve lo dico, ma certi uomini sono proprio strunzi, sapete perché? Certo. E sapete perché? Tu dopo 20 anni ti vai a creare dei problemi, rindaga. Bravo, bravissimo. Ma poi non aveva modo, cioè non c'era bisogno. Allora, vediamo un po'. Quando siete nati, signor? Io 11 marzo dell'81. Siete dei pesci? Sì. E lui? 13 luglio dell'81. Cancro. Un malato. Volevo capire più o meno se ritorna. Il cancro è malato di femmina. Ma non è mai capitato tutta la mia vita. Ha saputo andare a scoglie, ma prima. Va benissimo, Allora, grazie. signora, fermatemi quando volete da questo momento in poi. Va bene, stop. Ok, e andiamo a leggere le carte. Signor Cristiano Zuccolone proprio. Ma vabbè, sì. Allora, cioè, è proprio cambiato nei miei confronti, è molto strano. Cioè, non signora, questa persona, credetemi, allora, vostro marito praticamente ha iniziato questa situazione per gioco. Ho capito. Questa qui l'ha incatenata mano e piedi. E come? Perché vostro marito, voi mi potete rispondere se volete, quando lo guardate, gli luccicano gli occhi, vi segue con lo sguardo ma non con la mente, è come un scemonuto. Sì. È vero o sto a dire bugie? Sì, è vero. Quindi, dal mio punto di vista, dalla mia esperienza che ho da oltre 40 anni, sì, a vostro marito l'hanno incatrato mano e piedi. Mi riferisco a livello di schifezze del mondo esoterico. Perché vostro marito, quando sta vicino a voi, è come una creatura, a poco si mette pure a chiamare. Sì. Però ultimamente si innervosisce, come se vede il diavolo davanti alla sue occhi. Sì, è come se vede un diavolo andando all'occhio, perché giustamente è incatenato dall'altro lato. Ho capito. Questo gli porta... perché ma non vedete un ritorno? No, signor, come stanno le cose, io ritorno al momento non lo vedo, ripeto, perché vostro marito, chiedo scusa, ha ragione che ha cervello e parlo che ha occhi che veramente, è vero. Ve l'ho detto. È verissimo, quello che dice lui fa. Perché infatti anche con una stronzata su WhatsApp, come ha scritto lei, ha scritto lui. Quando non è da lui. Ve lo sto a dire, a scemonuto. Madonna mia. Questo è. Ma in che senso poi su questi rito? Non lo so, come signora, se voi venite da me e mi dite tenga chi sto ma da diventare un pocuriella, io vi faccio diventare pocuriella. Ho capito. Quindi suppongo che questa donna si sia rivolta a qualcuno o a qualcuna per far sì di farlo scemonire per lei.
Ho capito. Se no, non ci fosse motivo logico. Infatti, perché se vedete a questa, quello è un mostro, Ve è l'ho brutale. detto. Ve l'ho detto, signore, ve l'ho detto a voi. Ho capito. Va bene? La ringrazio, siete stato gentilissimo. Buona serata, signore. Buona serata. 345 630 81 72 per chi vuole parlare con il maestro Cleo. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei. Ecco, volevo sapere se andrà bene l'attività di mio figlio. Abbiamo un po' alti e bassi e Sì. devo dare la data di nascita. Sì. Ma quella mia o quella di mio figlio? A chi ha intestato l'attività, signora? A mio figlio. E allora mi deve dare la data di suo figlio, grazie. Allora, 11/2/92. Allora, mi fermi quando vuole. Stop. Allora, no, è un periodo un po' no, signora. Non c'è niente di male, è un periodo un po' negativo che si riprenderà, deve passare tutta la metà di questo mese. Poi le cose cominceranno a migliorare a vista d'occhio. Ok? Ok, senta, posso fare un'altra domanda o no? Prego, signora. Ecco, senti, siccome sempre per mio figlio sta aspettando dei soldi, però non arrivano ancora, questi ci aiuterebbe anche un po' a fare questi alti e bassi che abbiamo. Può vedere se arrivano o meno. Vediamo. Allora, mi fermi quando vuole da questo momento in poi. Stop. Ok. Allora, amici, chiedo scusa se sentite i cani abbaiare, ma io vivo in zona di campagna, c'ho dei cani e fanno il loro lavoro, la guardia. Ecco perché sentite i cani abbaiare. Signora, arriveranno. Mi escono le carte della fortuna, il carro della fortuna, quindi è le stelle, quindi arriveranno. Mi sente? Sono molto lontani i tempi. Signora, questo non glielo so dire perché il tempo non mi esce nella cartomanzia, però le posso garantire che arriveranno. Ok, grazie mille, buongiorno. Arrivederci, signora. Allora, linee libere 345 630 81 72 per chi desidera parlare col maestro Cleo. Di cani oggi. Marta, ma è qualcuno? Marta? Boh. Allora 345 630 81 72. Francesco, fanno il loro lavoro, fanno la guardia. A volte succede che vengono persone, parliamo sempre della stessa cosa.
a volte ci sono persone che si presentano qui senza un appuntamento. Capito? Quello succede. Pronto? Maestro Cleo? Sì? Pronto? Prego, prego, mi dica. Il maestro Cleo? Sono io, buonasera. Ma sto seguendo la diretta, però, non... Sono io, scusami, che vuoi? Ma vuoi parlare con me? Ma il maestro Cleo... Allora, se tu non abbassi Pronto? il volume del telefonino, non possiamo parlare. Riesci a capire? E voi che fate? Amici, io sto in manicomio. Siete deludente, veramente. Allora, 345 630 81 72. Allora, linee libere per coloro che vogliono parlare con me. Forza, 345 630 81 72. Allora, siamo in live, in diretta, quindi se chiamate dovete tenere abbassato il volume del telefonino. Se no, ci sarà un ritorno della mia voce e voi pensate di parlare con me, ma non ci riuscite perché la voce arriva in ritardo. Chiaro? Quindi, se gentilmente, quando chiamate, abbassate il volume del telefonino. Pronto? Pronto, maestro Cleo? Sono io. Sì, salve. Salve. Nulla, vorrei sapere, visto che a termine a breve finirò un lavoro, Sì. perché vorrei sapere se troverò un altro lavoro presto e tutto. Quando sei nata? 20/08/96. Fermami quando vuoi. Sì. Ferma. Ok. Vuoi abbassare il volume del telefonino? Sì, l'ho abbassato, sì. Allora, ci sarà un nuovo lavoro. Sì. Perché vedo la notizia, la chiamata con sicurezza, quindi non appena tu, diciamo, terminerai con ogni contatto con quello attuale, ci sarà subito l'altro contatto. Sì, ma a breve finirò questo? Sì. Cioè, mi mandano via? A breve tu terminerai questo impiego per poi prendere l'altro. L'altro lavoro. Sì. Però mi mandano loro, cioè perché succede qualcosa. È chiaro, qualcosa accade che purtroppo succederà quello che ti ho detto. Sì, è vero. Va bene? Mi dispiace. Lo troverò a breve questo lavoro? Sì, è brevissimo, non ti preoccupare.
cioè durerò un bel po'. Sarà un bel impiego con sicurezza di cammino. Grazie, maestro Cleo, Prego. grazie. Arrivederci. Allora prendiamo l'ultima telefonata, vediamo chi ci chiama. 345 630 81 72 per chi vuole parlare con me. Ultima telefonata. Vediamo. 345 630 81 72, ultima chiamata per coloro che vogliono parlare con me. Vi ricordo che la domenica non sarò in live perché la domenica io mi dedico alla famiglia, quindi non effettuo live in diretta e quindi se ne parla dal lunedì al sabato. Bene. Allora, non c'è diretta, andiamo a salutarci, mettiamo le carte. Ecco, arrivata. Pronto? Buonasera, maestro Cleo. Buonasera, prego. Senta, io ho avuto una storia molto tormentata e non riesco a capire il motivo di questo, perché sono stata lasciata. Mi servono le date? Mi devi dare la tua data di nascita, la sua. Allora, quanti anni c'hai, che segno sei? 43, sono Ariete. E lui? 46, le devi fare a maggio ed è un Gemelli. Da quanto tempo si è allontanato? Praticamente da ieri. Ah, vabbè, è fresco la cosa. Sì, però sono già 2 settimane che facciamo tira e molla. Allora, fermami quando vuoi. Sì. Stop. Ok. Allora, questa persona non è che non ci tiene a te, ci tiene pure a te, però è un tipo che non vuole sentirsi troppo incatenato, troppo impegnato, troppo preso. È molto volubile, quindi mentre vuole vederti tutti i giorni, poi scompare e vuole stare un po' da solo, quindi è indeciso. Ha una certa indecisione da parte sua, ci sta, che non lo Sì, è fa. quello che mi ha detto, infatti. È quello che mi ha detto, infatti, che lui non è più sicuro di sé, non è sicuro. E io che ti sto a dire? Certo, sì. E allora, consulta il tuo cuore, se ci tiene a sta persona mi puoi chiamare in privato e ti dico come è possibile attaccarlo a te, oppure se non ci tieni, avanti il prossimo. Va bene. Ma avete un ritorno, maestro? No. Ok, va bene. Grazie. Ciao, stammi bene, ciao. Arrivederci. Eccoci qua. Ultima chiamata c'è stata, andiamo a salutare il mondo di YouTube che ci segue e ci sentiremo per prossimamente lunedì.